Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. È il giorno di Sant'Agata d'estate a Catania e festeggiamenti per il 9° centenario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli. In Piazza Duomo il solenne pontificale celebrato dal cardinale Parolin che ricorda Sant'Agostino, la speranza, 2 figlie bellissime, l'indignazione e il coraggio. Eruzione dell'Etna, questa mattina apertura di una nuova bocca effusiva a quota 2350 metri. Intanto prosegue l'attività esplosiva nel cratere Voragine. Una nube di cenere si è dispersa verso sud-est colpendo diversi comuni pedemontani. Nuovi disagi e voli in ritardo all'aeroporto di Fontanarossa. Indagini serrate sul furto al museo dove sono state trafugate 4 opere di Antonello da Messina. Nella città dello Stretto protesta dei cittadini per la mancata sorveglianza. Tragedia a Palermo, una donna precipita dal balcone che le collassa sotto i piedi. La vittima che stava stendendo i panni è ricoverata in gravi condizioni. Mogol festeggia 90 anni, una carriera costellata di successi e di collaborazioni anche con diversi artisti siciliani. Calcio, in Serie C il Catania lavora sul mercato in entrata in vista dell'esordio contro l'Inter Under 23. Ricci è il nome per il centrocampo, ma servono anche un altro mediano e un attaccante. Bentrovati, allora apriamo questa edizione speciale del nostro telegiornale parlando del 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Andiamo subito in Piazza Duomo dove c'è per noi Adelaide Barbagallo dopo una lunga diretta che abbiamo seguito a Reti Unificate. Adelaide, raccontaci appunto questa giornata di grande emozione e commozione. Una giornata che si è conclusa pochi minuti fa con il rientro delle reliquie di Sant'Agata in cattedrale, sono state riposte nel suo sacello e l'ultimo atto dopo il pontificale celebrato dal cardinale Parolin. Intensissima la sua omelia. Ha detto la speranza ha 2 figlie bellissime, l'indignazione per le cose come sono e poi il coraggio di cambiarle, ma sentiamo uno stralcio della sua omelia. Celebrare il 9° centenario significa allora interrogarsi, non soltanto su ciò che abbiamo ricevuto, ma anche e soprattutto su ciò che siamo chiamati a trasmettere. La Chiesa di Catania custodisce un patrimonio immenso di fede, di cultura, di pietà popolare e di carità. Ma ogni eredità vive soltanto se viene continuamente rigenerata. Le nuove generazioni non hanno bisogno soltanto di monumenti o di ricordi, ma di uomini e donne nei quali il Vangelo diventi nuovamente visibili. E questa terra conosce anche tante sfide, le ricordava già l'Arcivescovo all'inizio della celebrazione nelle sue parole. La povertà, le disuguaglianze, il dramma di molti giovani costretti a cercare altrove il proprio futuro, le fatiche delle famiglie, il fenomeno delle nuove povertà materiali e spirituali. Eppure proprio qui risplende la forza del Vangelo. I santi ci insegnano che il male non si vince con altro male, ma con quella carità che nasce dalla croce e che trasforma la storia dall'interno. Sant'Agostino amava ripetere che la speranza ha 2 figlie bellissime, l'indignazione e il coraggio. L'indignazione per le cose come sono e il coraggio di cambiarle. Ecco, queste le parole del cardinale Parolin, ma come vi dicevo innanzi la giornata è stata veramente lunghissima, è iniziata che era quasi buio alle 5 del mattino con il grande raduno nella rotatoria del rotolo di Sant'Agata e la processione che non possiamo definirla tale in quanto non c'erano stendardi, non c'erano segni distintivi, è stato un vero e proprio pellegrinaggio.
con le reliquie di Sant'Agata trasportate dai diversi sacerdoti, compreso il cranio. Questi sono gli ultimi momenti che vi stiamo regalando ancora adesso, in cui è possibile vedere il cranio di Sant'Agata, l'unica reliquia che adesso non si potrà più vedere perché è stato posto proprio nella calotta, nel busto reliquiario, e poi si è proceduto alla incoronazione di Sant'Agata, un momento veramente toccante che ha commosso anche il cardinale Parolin. E poi dopo la processione, questo rito dell'incoronazione di Sant'Agata, nel pomeriggio il solenne pontificale. Si è conclusa così questa giornata intensa di preghiera, di pellegrinaggio, e si conclude così anche la giornata che festeggia il 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, 17 agosto. Ultima giornata domani, 18 agosto, alle 10 ci sarà la messa della dedicazione della Basilica Cattedrale a Sant'Agata. Saranno consegnati anche degli attestati a tutti quei bambini che nell'ultimo anno sono stati battezzati con il nome di Agata o di Salvatore, così come desiderato dal nostro Arcivescovo. Restituisco la linea allo studio. Grazie ad Adelaide Barbagallo e continuiamo a parlare di Sant'Agata perché nel Palazzo della Cultura il Comitato Scientifico e quello promotore hanno consegnato la bozza del dossier di candidatura per la proposta di inserire la festa di Sant'Agata a Catania nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. In questi mesi i componenti dei due comitati sono stati impegnati nella realizzazione appunto di un dossier capace di restituire il valore culturale di questa festa molto amata. E sentiamo adesso le parole dell'Arcivescovo di Catania, Luigi Renna, e del Presidente del Comitato Promotore, Luigi Petrillo. Io credo che ci siano tutti gli elementi che possono portare a questo riconoscimento, una profonda radice culturale che affonda nei secoli, è qualcosa che persiste con forme diverse dal Medioevo, dal 1126, ciò che è molto importante, una realtà identitaria per la Sicilia e credo per tutta Italia. Da questo momento inizia una nuova fase di partecipazione, di condivisione. Ciascun cittadino, ma più in generale ciascun devoto, può partecipare, può contribuire, legge il dossier, lo arricchisce, può trasmettere brevi video, messaggi, anche soltanto tracce audio in cui spiega qual è il senso della festa per lui. Tutto questo verrà raccolto, verrà allegato al dossier e nelle prossime settimane, presumo verso ottobre, il dossier verrà formalmente completato e consegnato al Ministero della Cultura. Adesso cambiamo argomento, parliamo dell'eruzione dell'Etna. Prosegue l'attività esplosiva dal cratere Voragine, dove la nube eruttiva ha raggiunto un'altezza di circa 6 km sopra il livello del mare, disperdendosi in direzione sud-est. Il campo lavico nella Valle del Bove invece è in fase di raffreddamento, sebbene rimanga attiva una bocca a quota 1900 metri che alimenta una colata che arriva a quota 1006. L'attività esplosiva di questa mattina invece ha provocato il collasso del versante orientale del cono di Monte Ritman, determinando l'apertura di una nuova bocca a quota 2350 metri. Da questa si è generata una colata lavica che si è comunque subito arrestata e raffreddata. Dal punto di vista sismico, comunica l'INGV nel suo aggiornamento, nel corso della giornata l'ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni e si mantiene su valori elevati. Questa situazione dell'Etna, questa ripresa dell'attività soprattutto nel cratere Voragine sta causando nuovamente disagi a Fontanarossa. Sentiamo Tonino De Mano. Lei dove deve andare? A Bucarest. E il suo aereo, che notizie ci sono? Dicono che è in ritardo. Le bizze dell'Etna, con la conseguente ricaduta di cenere, tornano ad influenzare l'operatività dell'aeroporto di Catania con inevitabili disagi per i passeggeri. Un occhio ai display, l'altro al vulcano per chi transita da Fontanarossa. Il pannello annuncia una sfilza di cancellazioni e moltissimi ritardi. Ok, no problem.
tanto devo tornare al lavoro, quindi se ritardiamo è anche meglio. SAC, la società di gestione dello scalo etneo, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna è stata disposta la proroga della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1. Sono parzialmente limitate le attività di volo in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora, fino alle 12 di domani. Naturalmente una situazione in costante evoluzione. Nessuna restrizione in partenza, ma è chiaro che i ritardi a cascata hanno inevitabili conseguenze anche per i velivoli che dovranno lasciare Catania. Vedo però che guardate con preoccupazione verso il vulcano. Sì, stamattina quando siamo venuti in autobus guardavamo il vulcano del tipo per favore, basta, ora... Il primo pensiero era l'Etna, precisamente, se era tutto a posto per viaggiare. Sei diretto dove? Sono diretto a Southampton, ma atterro a Gatwick, a Londra. Bisognava arrivare in aeroporto, se non si arriva in aeroporto non si parte. Quindi... Fino all'ultimo vedo che stai guardando da un lato il cartellone, dall'altro l'Etna. Sì, l'ho guardato durante tutto il viaggio. SAC, in una nota, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. E adesso a Messina sono tanti i misteri sul colpo al museo regionale dove sono state trafugate 4 opere di Antonello. C'erano telecamere, allarmi e 4 custodi, ma ad accorgersi di questo furto e a chiamare la polizia è stato un passante. Sentiamo Luca Ciliberti. Tanti misteri e pochissime risposte al momento. Il furto delle opere di Antonello al Mume di Messina ha del clamoroso, non solo per l'inestimabile valore del bottino, 3 tavolette su 5 del Polittico di San Gregorio e della tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino, ma anche per le modalità del colpo. Troppi punti oscuri nel racconto dell'accaduto, troppe domande senza risposta. Tutto sarebbe avvenuto nello spazio di 3 minuti. Ma dove erano i vigilantes, ben 4 presenti in quel momento all'interno del museo durante il furto? Come mai la sala monitor del sistema di videosorveglianza non era presidiata? Perché nessuno è intervenuto quando è scattato l'allarme, che tra l'altro sarebbe stato poi disattivato proprio da uno dei vigilantes? E ancora, gli stessi custodi, secondo i racconti di queste ore, avrebbero appreso del furto solo quando le forze dell'ordine hanno bussato alla porta del museo per capire se le 2 opere ritrovate sul muretto esterno appartenessero alla collezione d'arte. Poco prima qualche passante le aveva segnalate sul marciapiede alla polizia. La banda era composta da 4 persone a volto coperto. 2 sono entrate, mentre altri 2 avrebbero atteso fuori. Tutti indossavano il casco integrale da motociclista e le magliette nere. Appena fuori hanno abbandonato 2 delle 3 tavolette del Polittico rubate sul marciapiede. Come mai? Cos'è andato storto? Tutte domande a cui dovranno rispondere gli inquirenti. Adesso si cerca un basista. Le indagini della Procura di Messina si stanno concentrando sul furto su commissione. Al momento il fascicolo è contro ignoti. L'accusa è furto pluriaggravato di opere d'arte. Gli esperti da Roma stanno spulciando tra le reti internazionali di trafficanti d'arte. Da ieri le forze dell'ordine hanno passato al setaccio tutti i mezzi in partenza per Reggio Calabria. Controlli estesi in tutti i porti, porticcioli turistici e nelle imbarcazioni. Posti di blocco anche lungo le vie d'uscita da Messina, perché non si esclude che le opere siano ancora in Sicilia, accuratamente nascoste, in attesa che si calmino le acque. E intanto c'è un aggiornamento proprio sulle indagini. La polizia e i carabinieri del nucleo tutela beni culturali hanno trovato un furgone che sarebbe stato utilizzato dai ladri a Ferragosto per portare via appunto le preziose tavole di Antonello da Messina. Gli investigatori però non si sbilanciano. Dopo il ritrovamento parlano di verifiche per appurare se il mezzo sia stato realmente usato dai ladri e poi abbandonato in una zona dove non ci sono telecamere. I banditi poi sarebbero fuggiti a bordo di un altro veicolo. Questo per quanto riguarda le indagini. Invece i cittadini oggi si sono riuniti, hanno manifestato per chiedere maggiore tutela e valorizzazione del patrimonio storico e identitario della città. Ilaria Mangano. È ancora forte il dolore fra i messinesi dopo il furto al museo regionale. Questa mattina davanti alla chiesa del Ringo il fumettista Lelio Bonaccorso e l'attivista Adolfo Leporino hanno promosso una manifestazione per esprimere l'orgoglio della comunità. Non siamo stati solo derubati di un'opera. In secondo luogo per chiedere chiaramente a chi di competenza, in questo caso parlo della regione siciliana, il livello di sicurezza degli allarmi qual è? Il livello di preparazione dei custodi qual è? E tanti messinesi che hanno aderito. È indispensabile che si facciano indagini approfondite, specializzate e si arrivi a soluzioni, cioè trovare i criminali e trovare le opere. La verità è che Messina dovrebbe imparare a difendere il proprio patrimonio culturale, ad evitare cioè di farsi fare scippi come i furti
è come gli scippi che abbiamo vissuto in un recente passato dell'archivio storico, l'archivio di Quasimodo ed altri ancora. La regione siciliana è stata già avvertita da figure importanti come lo storico Nino Principato che si doveva incrementare la sicurezza del museo, invece non è stato fatto, quindi era già a conoscenza. A Palermo una donna è rimasta gravemente ferita nel crollo del balcone di casa. Il cedimento è avvenuto vicino alla stazione. Al momento del crollo la donna stava stendendo i panni. Angelo Gagliano. È grave ma non in pericolo di vita la 56enne di origine ungherese, rimasta ferita nel crollo del balcone di casa a Palermo, nei pressi della stazione. Trasportata al civico le sono state riscontrate fratture alle gambe e in altre parti del corpo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, anche i sanitari del 118, i primi a prestare soccorso alla donna che, secondo una prima ricostruzione, si trovava sul balcone al primo piano di questa palazzina di via Paolo Emiliano Giudici per stendere i panni. Il crollo sarebbe avvenuto all'improvviso, il balcone era già in precarie condizioni ed era imbracato da una rete verde. Le indagini condotte dagli agenti delle volanti della questura di Palermo mirano ad accertare se la 56enne, che da anni viveva nel capoluogo siciliano, fosse residente in quell'abitazione. Aggressione in un locale a Capaci. 8 giovani, dopo aver consumato il pasto, non hanno voluto pagare il conto e hanno rapinato e picchiato i 2 titolari. Uno dei 2 è stato colpito alla testa con un cacciavite. Pare che anche uno degli aggressori sia rimasto ferito e poi trasportato in ospedale. A Bolognetta, nel Palermitano, un carabiniere fuori servizio ha salvato invece un anziano di 94 anni, invalido, e il figlio, che erano rimasti intrappolati in casa per un incendio di una vettura avvenuto però in strada. La donna e il figlio minorenne a bordo sono riusciti ad uscire dall'auto in fiamme e a mettersi in salvo. E adesso invece torniamo a Catania per parlare della zona del Castello Ursino, sottoposta ad incursioni vandaliche di ogni genere. Furti di rame hanno lasciato al buio la piazza Federico II di Svevia. Sentiamo. Questo secondo me è un oltraggio, è un degrado che non dovrebbe esserci, ma nessuno vede, nessuno provvede. Nel giorno in cui Catania festeggia Sant'Agata, altri sfregi offendono piazza Federico II di Svevia con una microdiscarica sotto un'edicola votiva raffigurante la patrona e i furti di rame che hanno lasciato al buio il perimetro del Castello Orsino, una zona da tempo in balia di scorribande vandaliche di ogni tipo, come abbiamo spesso denunciato nei nostri TG. Sembrano caduti nel vuoto gli appelli di residenti e commercianti che adesso rincarano la dose. I turisti purtroppo si fanno le foto al Castello Orsino con il degrado e la spazzatura che c'è. Siamo al buio, siamo pieni di sterpaglie, insomma gente che fa un po' quello che vuole, usufruendo ovviamente dell'anarchia più assoluta e dei controlli che purtroppo continuano a non esserci. Ristoratori sul lastrico. Quali turisti stanno venendo? Non esiste qua, turisti non esistono. Sia la mattina che sia la sera siamo nel deserto. Il consigliere comunale Barresi chiede all'amministrazione comunale di rivedere il progetto della pedonalizzazione. L'esperimento di andare a chiudere quest'area della città non è andato per nulla bene. Chiediamo all'amministrazione comunale, dove abbiamo dato anche delle soluzioni, di aprire immediatamente il Castello Ursino per dare nuovamente la possibilità ai nostri concittadini di poter fruire di questo spazio, rispettando ovviamente la circostanza che le macchine non debbono essere parcheggiate, ma riaprendolo siamo fortemente convinti che l'economia di questa zona possa ritornare a rivivere. In merito all'assenza di energia elettrica in piazza Federico II di Svevia, il comune di Catania fa sapere che il disagio è riconducibile ai furti di rame e che è stato predisposto un intervento urgente per la realizzazione di un nuovo impianto. Sull'episodio indagano i carabinieri. Un ultraleggero partito da un campovolo semi-abbandonato a Capo d'Orlando nel Messinese risulta disperso in Calabria. Il campovolo da cui è partito è recintato solo parzialmente. Al suo interno vi sono 2 piccole strutture in stato di semi-abbandono. Nell'area sono in sosta attualmente 2 ultraleggeri. A Siracusa, grande successo della regata dei quartieri storici. Per il 3° anno consecutivo vince Agradina. Partiti dal Porto Piccolo, in meno di mezz'ora sono arrivati al Porto Grande facendo il periplo di Ortigia tra il tifo dei sostenitori, anche loro in barca. Francesca Loi.
Ci siamo allenati e i sacrifici hanno portato, come sempre, hanno portato il loro risultato. È il team di Acradina. Sono loro i vincitori della 20ª edizione della regata dei quartieri storici di Siracusa. Vogata dopo vogata sono giunti al traguardo in 29 minuti. Mio nonno ogni anno partecipava a questa regata. Io quest'anno ho partecipato per lui e gli mando un saluto. Come mia prima volta ho scoperto un mondo che non conoscevo e che sicuramente mi ha dato tante soddisfazioni. Dopo di loro sono arrivati TK, Pipoli, Ortigia e Neapolis. Atleti di diverse discipline che non hanno mai conosciuto un remo e a distanza di 15 giorni che noi li facciamo sincronizzare la voga lunga, loro sono abituati già alla fatica. 3, 2, 1, via! La partenza, come sempre, dal Porto Piccolo per arrivare al Porto Grande. Si fa il periplo di Ortigia tra le tante barche di chi segue la regata. Un evento molto atteso, una competizione, sì, ma anche un modo per ricordare. Ricordiamo i nostri vecchi marinai che dopo una battuta di pesca, per mettere a dura prova i muscoli delle proprie braccia, si contendevano fare equipaggi. Prima di salire a bordo, comunque, serve una buona preparazione, perché poi, una volta in mare, la fatica non manca, soprattutto se c'è il vento contrario, anche se il buzzetto, tipica barca siracusana, è pensato per questo. E adesso la musica con Mogol che spegne 90 candeline, il servizio di Veronica Barbarino. Una dichiarazione d'amore sospesa tra silenzi e sguardi che non hanno bisogno di essere spiegati. La firma Mogol, che oggi compie 90 anni. Il poeta della musica, in 60 anni di carriera, ha raccontato l'amore, la solitudine, i ricordi e quella quotidianità capaci di esprimere le emozioni di intere generazioni. Il senso della musica è anche attaccato alla mia vita, capito? Quindi racconto qualche cosa che loro non sanno, per cui riescono a capire molto meglio la canzone che ho scritto. Il valore artistico, come è stato tramandato in grandi opere del passato, attraverso le famiglie, i padri che parlano ai figli e che trovano insieme la stessa gioia nel vivere quel momento. Brani che oggi hanno una nuova voce, con l'interprete Gianmarco Carroccia, adesso in tour in Sicilia. L'amore mio è roccia ormai, che mostrava tutto quanto e svegli del tempo e sincerità per rubare la vita, sì tu lo sai. 90 anni dopo festeggiamo un uomo che continua a parlare al cuore di tutti. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio e con il Catania, con le ultime di mercato. Bentornati in studio, seconda parte del nostro telegiornale. Adesso parliamo di calcio, del Catania con le ultime di mercato. C'è un nome caldo in entrata, è quello di Ricci. I rossazzurri a centrocampo però cercano anche un altro rinforzo, così come serve un innesto in attacco. Ma ci dice tutto nel servizio Marco Carli. Il domino del mercato va avanti, serviva un centrocampista di riferimento importante per dettare i ritmi del gioco e il Catania e la dirigenza rossazzurra l'hanno individuato in Matteo Ricci, classe 94, svincolato, ultima stagione alla Sampdoria, più di 200 presenze in B, anche una stagione in A per lui con lo Spezia e un avvio di carriera in C. Attenzione però, a centrocampo secondo la società i colpi devono essere 2, ecco perché Varrà ha una lista di 5 o 6 nomi oltre a quello di Ricci, una lista di cui sicuramente ha fatto parte Vitale, per cui vale una regola che è nelle linee guida, niente aste. Ipotizzabile a questo punto la partenza di Di Tacchio, in mediana qualche spazio nella lista dei 23 va fatto. Se parte di Gennaro, con le garanzie che devono esserci per il totale recupero fisico, ovviamente occorrerà un altro difensore. In attacco Leonardi e Russo sono due profili interessanti, ma il colpo che possa regalare esperienza serve anche in questo caso, però ci deve essere l'uscita, individuata in Rolfini. In porta il Catania vuole 3 giocatori di livello, senza garanzie di titolarità. Se Dini dovesse partire, dunque arriverà un altro portiere. Su Ciccerelli l'idea della società è chiara ed è stato dimostrata a Parma. Il capitano fa parte del progetto e si lavora in questo senso, poi è logico
logico che la classica proposta irrinunciabile, sempre se arriverà, può cambiare le carte in tavola, ma non è la situazione attuale. Intanto la squadra martedì riprende gli allenamenti in vista dell'esordio in campionato domenica alle 18 al Massimino contro l'Inter Under 23. Era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito. A tutti voi una buona notte. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Catania custodisce un patrimonio immenso di fede. Sono state le parole del segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, che ha presieduto in Duomo la messa per il 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, poi il rientro della patrona in cattedrale. L'Etna al momento grazia l'aeroporto. La direzione dei venti e la conseguente nuvola di cenere hanno al momento solo parzialmente limitato l'operatività di Fontana Rossa. 10 aerei in arrivo fino alle 12. Il furto al museo, indagini serrate a Messina dove sono state trafugate 4 opere di Antonello. Nella città dello Stretto i cittadini protestano per la mancata sorveglianza. Tragedia a Palermo, una donna precipita dal balcone che le collassa sotto i piedi la vittima che stava stendendo i pani, ricoverata in gravi condizioni. L'altro volto buio di Catania. Nel giorno in cui si festeggia Sant'Agata si sono registrati furti di rame che hanno lasciato al buio il perimetro del Castello Ursino. A Siracusa, la regata dei quartieri storici per il 3° anno consecutivo vince Accradina. In meno di mezz'ora ha compiuto il periplo di Ortigia in una manifestazione come sempre seguitissima. Calcio, prove riuscite di Serie A per il Palermo, in Coppa Italia e Rosanero vincono 2 al massimo campionato. Nel prossimo turno il Mantova. Domenica intanto comincia il campionato con i rosanero favoriti. Di nuovo bentrovati, dunque in apertura del nostro telegiornale la festa di Sant'Agata, ieri seguita dalla nostra emittente, dalle nostre emittenti, con le parole molto importanti del cardinale Parolin. Andiamo a sentire e a seguire tutto nel servizio di Tonino De Mano. Dal pellegrinaggio del mattino con le reliquie di Sant'Agata portate da Ognina alle celebrazioni eucaristiche, dal bagno di folla dei fedeli agli immancabili fuochi d'artificio per il toccante rientro in cattedrale. La lunga giornata di Agata tra la sua gente è stata un concentrato di fede, emozione e devozione nell'anno in cui le celebrazioni estive ricadevano nel 9° della traslazione delle reliquie da Costantinopoli. Significative le parole del segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, che ha presieduto la Santa Messa portando nella amata terra di Sicilia la benedizione e l'affetto del Papa. La Chiesa di Catania custodisce un patrimonio immenso di fede, di cultura, di pietà popolare e di carità. Ma ogni eredità vive soltanto se viene continuamente rigenerata. Le nuove generazioni non hanno bisogno soltanto di monumenti o di ricordi, ma di uomini e donne nei quali il Vangelo diventi nuovamente visibili. E questa terra conosce anche tante sfide, le ricordava già l'Arcivescovo all'inizio della celebrazione nelle sue parole. La povertà, le disuguaglianze, il dramma di molti giovani costretti a cercare altrove il proprio futuro, le fatiche delle famiglie, il fenomeno delle nuove povertà materiali e spirituali. Solenne pontificale officiato in Piazza Duomo in presenza di vescovi e arcivescovi siciliani. L'edizione 2026 della festa sarà ricordata anche per il bacio del teschio di Agata da parte del sindaco trentino, lo vedete, che ha suscitato polemiche con i social a fare da cassa di risonanza sull'accaduto. Da segnalare alcuni momenti di tensione per il tentativo di accesso di centinaia di fedeli in piazza e in cattedrale al momento del rientro di Agata. Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web hanno seguito tutte le fasi della festa portando
rievocando nelle case dei siciliani e in tutto il mondo con lo streaming le emozioni e le suggestioni di un popolo che vive in simbiosi con Agata. Calata il sipario sulla ricorrenza estiva, l'appuntamento è adesso per il febbraio 2027. E restiamo in tema perché a Catania, nel Palazzo della Cultura, il comitato scientifico e quello promotore hanno consegnato la bozza del dossier di candidatura per la proposta di inserire la festa di Sant'Agata a Catania nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. In questi mesi i componenti di 2 comitati sono stati impegnati nella realizzazione di un vero e proprio dossier capace di restituire il valore culturale della festa di Sant'Agata. E adesso sentiamo proprio l'arcivescovo di Catania Luigi Renna e il presidente del comitato promotore Luigi Petrillo. Sentiamo. Io credo che ci siano tutti gli elementi che possono portare a questo riconoscimento, una profonda radice culturale che affonda nei secoli, è qualcosa che persiste con forme diverse dal Medioevo, dal 1126, ciò che è molto importante, una realtà identitaria per la Sicilia e credo per tutta Italia. Da questo momento inizia una nuova fase di partecipazione, di condivisione. Ciascun cittadino, ma più in generale ciascun devoto può partecipare, può contribuire, legge il dossier, lo arricchisce, può trasmettere brevi video, messaggi, anche soltanto tracce audio in cui spiega qual è il senso della festa per lui. Tutto questo verrà raccolto, verrà allegato al dossier e nelle prossime settimane, presumo verso ottobre, il dossier verrà formalmente completato e consegnato al Ministero della Cultura. Cambiamo argomento, il tema del momento e del periodo per quanto riguarda Catania e il suo vulcano. Andiamo proprio sull'Etna. Intanto queste sono le immagini della mattinata di oggi. Ieri è proseguita l'attività esplosiva dal cratere Voragine, dove la nube eruttiva ha raggiunto un'altezza di circa 6 km sopra il livello del mare, disperdendosi in direzione sud-est. Il campo lavico nella valle del Bove invece è in fase di raffreddamento, sebbene rimanga attiva una bocca a quota 1900 che alimenta una colata che arriva a quota circa 1600. L'attività esplosiva di ieri ha provocato il collasso del versante orientale del cono di Monte Ritman, determinando l'apertura di una nuova bocca a quota 2350 metri. Da questa si è generata una colata lavica di circa 500 metri che però si è subito arrestata e raffreddata. Dal punto di vista sismico, l'INGV nel suo aggiornamento ha detto che l'ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni, si mantiene su valori elevati. La direzione del vento finora ha consentito all'aeroporto di Fontanarossa, avete visto le immagini, di rimanere operativo, seppur con una lieve limitazione, 10 aerei in arrivo ogni ora fino alle 12 di oggi. Nessuna restrizione in partenza, con gli aerei decollati senza problemi, anche proprio nella prima mattinata. A Messina adesso tanti i misteri sul colpo al museo regionale, dove sono state trafugate 4 opere di Antonello. Nonostante la presenza di telecamere, allarmi e 4 custodi, ad accorgersi del furto e a chiamare la polizia è stato un passante. Intanto sono state osservate le telecamere di vigilanza poste nei pressi del museo per risalire ai movimenti dei ladri. Luca Ciriberti. Tanti misteri e pochissime risposte al momento. Il furto delle opere di Antonello al Mume di Messina ha del clamoroso, non solo per l'inestimabile valore del bottino, 3 tavolette su 5 del Polittico di San Gregorio e della tavoletta bifronte con la Madonna col Bambino, ma anche per le modalità del colpo. Troppi punti oscuri nel racconto dell'accaduto, troppe domande senza risposta. Tutto sarebbe avvenuto nello spazio di 3 minuti. Ma dov'erano i vigilantes, ben 4 presenti in quel momento all'interno del museo durante il furto? Come mai la sala monitor del sistema di videosorveglianza non era presidiata? Perché nessuno è intervenuto quando è scattato l'allarme, che tra l'altro sarebbe stato poi disattivato proprio da uno dei vigilantes? E ancora, gli stessi custodi, secondo i racconti di queste ore, avrebbero appreso del furto solo quando le forze dell'ordine hanno bussato alla porta del museo per capire se le 2 opere ritrovate sul muretto esterno appartenessero alla collezione d'arte. Poco prima qualche passante le aveva segnalate sul marciapiede alla polizia.
La banda era composta da 4 persone a volto coperto. 2 sono entrate, mentre altri 2 avrebbero atteso fuori. Tutti indossavano il casco integrale da motociclista e le magliette nere. Appena fuori hanno abbandonato 2 delle 3 tavolette del politico rubate sul marciapiede. Come mai? Cos'è andato storto? Tutte domande a cui dovranno rispondere gli inquirenti. Adesso si cerca un basista. Le indagini della Procura di Messina si stanno concentrando sul furto su commissione. Al momento il fascicolo è contro ignoti. L'accusa è furto pluriaggravato di opere d'arte. Gli esperti da Roma stanno spulciando tra le reti internazionali di trafficanti d'arte. Da ieri le forze dell'ordine hanno passato al setaccio tutti i mezzi in partenza per Reggio Calabria. Controlli estesi in tutti i porti, porticcioli turistici e nelle imbarcazioni. Posti di blocco anche lungo le vie d'uscita da Messina, perché non si esclude che le opere siano ancora in Sicilia, accuratamente nascoste, in attesa che si calmino le acque. E nella città dello Stretto, dopo questo furto, è stata promossa una manifestazione per chiedere maggiore tutela e valorizzazione del patrimonio storico e identitario della città. È emerso l'orgoglio di una comunità ferita. Ilaria Mangano. È ancora forte il dolore fra i messinesi dopo il furto al museo regionale. Questa mattina davanti alla chiesa del Ringo il fumettista Lelio Bonaccorso e l'attivista Adolfo Leporino hanno promosso una manifestazione per esprimere l'orgoglio della comunità. Non siamo stati solo derubati di un'opera. In secondo luogo per chiedere chiaramente a chi di competenza, in questo caso parlo della regione siciliana, il livello di sicurezza degli allarmi qual è? Il livello di preparazione dei custodi qual è? E tanti messinesi che hanno aderito. È indispensabile che si facciano indagini approfondite, specializzate e si arrivi a soluzioni, cioè trovare i criminali e trovare le opere. La verità è che Messina dovrebbe imparare a difendere il proprio patrimonio culturale, ad evitare cioè di farsi fare scippi come i furti e come gli scippi che abbiamo vissuto in un recente passato dell'archivio storico, l'archivio di Quasimodo ed altri ancora. La regione siciliana è stata già avvertita da figure importanti come lo storico Nino Principato che si doveva incrementare la sicurezza del museo, invece non è stato fatto, quindi era già conoscenza. La cronaca adesso a Palermo, una donna è rimasta gravemente ferita nel crollo del balcone di casa, il cedimento è avvenuto vicino alla stazione. La donna stava stendendo i panni mentre appunto è avvenuto il crollo. Angelo Gagliano. È grave ma non in pericolo di vita la 56enne di origine ungherese, rimasta ferita nel crollo del balcone di casa a Palermo, nei pressi della stazione. Trasportata al civico le sono state riscontrate fratture alle gambe e in altre parti del corpo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, anche i sanitari del 118, i primi a prestare soccorso alla donna che, secondo una prima ricostruzione, si trovava sul balcone al primo piano di questa palazzina di via Paolo Emiliano Giudici per stendere i panni. Il crollo sarebbe avvenuto all'improvviso, il balcone era già in precarie condizioni ed era imbracato da una rete verde. Le indagini, condotte dagli agenti delle volanti della questura di Palermo, mirano ad accertare se la 56enne, che da anni viveva nel capoluogo siciliano, fosse residente in quell'abitazione. Abbiamo visto prima Catania in festa per Sant'Agata d'estate, ma da una città in festa c'è anche un'altra immagine, un'altra faccia di Catania, sempre più in sofferenza la zona del Castello Ursino. Furti di rame lasciano al buio piazza Federico II di Svevia, ma non mancano altri sfregi. Tonino De Mana. Questo secondo me è un oltraggio, è un degrado che non dovrebbe esserci, ma nessuno vede, nessuno provvede. Nel giorno in cui Catania festeggia Sant'Agata, altri sfregi offendono piazza Federico II di Svevia, con una microdiscarica sotto un'edicola votiva raffigurante la patrona e i furti di rame che hanno lasciato al buio il perimetro del Castello Orsino, una zona da tempo in balia di scorribande vandaliche di ogni tipo, come abbiamo spesso denunciato nei nostri TG. Sembrano caduti nel vuoto gli appelli di residenti e commercianti che adesso rincarano la dose. I turisti purtroppo si fanno le foto al Castello Orsino con il degrado e la spazzatura che c'è.
Siamo al buio, siamo pieni di sterpaglie, insomma gente che fa un po' quello che vuole, usufruendo ovviamente dell'anarchia più assoluta e dei controlli che purtroppo continuano a non esserci. Ristoratori sul lastrico. Quali turisti stanno venendo? Non esiste qua, turisti non esistono. Sia la mattina che sia la sera siamo nel deserto. Il consigliere comunale Barresi chiede all'amministrazione comunale di rivedere il progetto della pedonalizzazione. L'esperimento di andare a chiudere quest'area della città non è andato per nulla bene. Chiediamo all'amministrazione comunale, dove abbiamo dato anche delle soluzioni, di aprire immediatamente il Castellursino per dare nuovamente la possibilità ai nostri concittadini di poter fruire di questo spazio, rispettando ovviamente la circostanza che le macchine non debbono essere parcheggiate, ma riaprendolo siamo fortemente convinti che l'economia di questa zona possa ritornare a rivivere. In merito all'assenza di energia elettrica in piazza Federico II di Svevia, il comune di Catania fa sapere che il disagio è riconducibile ai furti di rame e che è stato predisposto un intervento urgente per la realizzazione di un nuovo impianto. Sull'episodio indagano i carabinieri. Andiamo adesso a Siracusa, grande successo della regata dei quartieri storici. Per il terzo anno di fila vince Accradina, partiti dal Porto Piccolo, in meno di mezz'ora sono arrivate le imbarcazioni al Porto Grande, circumnavigando Ortigia, tra il tifo ovviamente dei sostenitori. Francesco Loi. Ci siamo allenati e i sacrifici hanno portato, come sempre, hanno portato il loro risultato. È il team di Accradina. Sono loro i vincitori della 20ª edizione della regata dei quartieri storici di Siracusa. Vogata dopo vogata sono giunti al traguardo in 29 minuti. Mio nonno ogni anno partecipava a questa regata. Io quest'anno ho partecipato per lui e gli mando un saluto. Come mia prima volta ho scoperto un mondo che non conoscevo e che sicuramente mi ha dato tante soddisfazioni. Dopo di loro sono arrivati TK, Pipoli, Ortigia e Neapolis. Atleti di diverse discipline che non hanno mai conosciuto un remo e a distanza di 15 giorni che noi li facciamo sincronizzare la voga lunga, loro sono abituati già alla fatica. 3, 2, 1, via! La partenza, come sempre, dal Porto Piccolo per arrivare al Porto Grande. Si fa il periplo di Ortigia tra le tante barche di chi segue la regata. Un evento molto atteso, una competizione, sì, ma anche un modo per ricordare. Ricordiamo i nostri vecchi marinai che dopo una battuta di pesca, per mettere a dura prova i muscoli delle proprie braccia, si contendevano fare equipaggi. Prima di salire a bordo, comunque, serve una buona preparazione, perché poi, una volta in mare, la fatica non manca, soprattutto se c'è il vento contrario, anche se il buzzetto, tipica barca siracusana, è pensato per questo. Ci fermiamo, ritorniamo dopo la pubblicità con il calcio e la vittoria del Palermo in Coppa Italia. Fra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, il calcio in primo piano con il Palermo che vince e convince 2-0 a Lecce nel primo turno di Coppa Italia di fronte a un Barbera gremito, 33.000 persone. Decisivi i gol di Vavassori e poi Ampalo. Nel prossimo turno i rosanero troveranno il Mantova. Marco Gullà. Poco cambia, i rosanero vincono e nel prossimo turno di Coppa Italia affronteranno il Mantova al Barbera. Bene, tutto per questa edizione, la prossima alle 13.30. Vi lascio alla rassegna stampa curata dal collega Luca Ciliberti. Grazie per averci seguito, una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.